Numerosi lavoratori del call center Fondmedia di Catanzaro hanno manifestato stamattina davanti ai palazzi della provincia e della prefettura per il mancato pagamento delle ultime 3 mensilità e per le incertezze che riguardano il futuro dell'azienda, che a loro dire ha ricevuto anche sovvenzioni dalle istituzioni. Una delegazione dei dipendenti che protestano da alcuni giorni è stata ricevuta dal prefetto. Riteniamo che questo incontro con il viceprefetto sia stato sicuramente un passo in avanti verso una possibile risoluzione positiva della vertenza. Intanto, quali sono le cose positive? Noi abbiamo chiesto al prefetto di farsi, promotore di un tavolo istituzionale dove venga invitata ovviamente la massima autorità regionale, quindi il presidente Loiero, e ovviamente anche l'azienda che deve rispondere dei fondi che ha utilizzato. Il gruppo Omega, che ha assunto il controllo di Fondmedia solo pochi giorni fa, ha confermato la propria intenzione di voler garantire la continuità aziendale e di far fronte, come da impegni già sottoscritti, agli oneri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in buona parte ereditati da gestioni precedenti, circa 70 milioni di euro, e di operare per il mantenimento di tutti i posti di lavoro possibili, evitando il collasso delle aziende e la perdita del posto di lavoro per 8.000 dipendenti del gruppo.